settimana di agosto caratterizzato dal maltempo. A Jesolo già riparati i danni di una mareggiata che ha colpito 1 chilometro di spiagge, ma ora preoccupano gli eventi legati ai cambiamenti climatici. Sono molto gravi le condizioni di un 55enne ricoverato all'ospedale di Mestre dopo una caduta di 5 metri dal tetto di un capannone sul quale stava lavorando questa mattina a Spinea. Nonostante il brutto tempo, oggi giornata da bollino nero e di afflusso massiccio di automobili sui ferry boat ACTV, prenotazioni esaurite per buona parte della giornata sia dal Lido che dal Tronchetto. Folla commossa questo pomeriggio a Piove di Sacco ai funerali di Simone Materazzo, il ragazzo di 19 anni morto il 17 luglio in un drammatico incidente stradale a Chioggia. Nuova ondata di controlli dei carabinieri in quartiere Piave a Mestre. Questa volta sono stati fermati e portati in caserma 6 nigeriani, tutti con precedenti per droga. Il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù. Domani sarà tra i concelebranti con Papa Francesco della messa finale davanti a 1 milione di persone. Il maltempo non ha fermato ieri sera le cene dei quartieri. Anticipo gustoso che dà il via ufficiale alle giornate di gara del Palio di Feltre. Domani attese migliaia di persone per la sfida della corsa a cavallo, diretta su Antenna 3 a partire dalle 15:30. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque partiamo da questo primo fine settimana di agosto caratterizzato dal maltempo anche sulla costa veneziana. A Jesolo i danni di una mareggiata che aveva colpito circa 1 chilometro di spiaggia sono già stati riparati, ma qui come altrove a far riflettere e a preoccupare sono gli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici. Il fine settimana di traffico da Bollino Nero verso Jesolo non c'è. Anzi, sabato mattina il traffico appariva più intenso in uscita dalla località balneare, colpa di un maltempo che ha evidentemente scoraggiato i turisti giornalieri e che peraltro ha anche colpito parte delle spiagge. Per circa 1 chilometro dei 15 complessivi una mareggiata si è mangiata una fetta di battigia, creando una sorta di gradino alto pressappoco 1 metro. A Jesolo comunque il turismo è un'industria talmente articolata ed efficiente da poter ripianare il gradino in un attimo. Fenomeni come il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, tuttavia, generano timori per eventi meteorologici che oggi più di ieri possono riservare sorprese. La paura c'è perché vediamo tutti i giorni delle catastrofi che ci sono, però insomma siamo molto fiduciosi e siamo sicuri che l'amministrazione intavolerà un discorso che è già avviato con la Regione per risolvere i problemi in maniera strutturale. Totale quanto si è mangiato il mare in quest'ultima occasione? In quest'ultima occasione le stime sono in circa i 10.000 metri cubi. La difesa e manutenzione delle spiagge è una questione che chiama direttamente in causa la Regione, non solo perché le spetta la competenza della difesa idraulica, ma anche perché è l'ente che ha la capacità finanziaria di affrontarla. Il dato ultimo del 2022-2023 è di addirittura quasi 600.000 euro che noi investiamo annualmente per il ripascimento meccanico, quindi per spostare la sabbia da una parte all'altra e rendere fruibili le zone che sono un po' più interessate all'erosione. Ovviamente più di così facciamo fatica a fare, contiamo fra qualche mese di avere una dotazione di qualche milione di euro con la quale insieme alla Regione mettere giù un piano d'azione per superare o perlomeno limitare molto questi disagi. Dopo un 2022 con numeri record, quest'estate la costa veneziana ha dovuto ridimensionare le previsioni trionfali stilate in inverno. Maltempo e mareggiate fuori stagione non sembrano comunque impensierire oltre il dovuto gli operatori turistici. Quanti fili ha perso, rispetto a prima? Ma un paio di file da inizio stagione. Negli ultimi anni si è verificato, quando è stato modificato l'andamento della spiaggia con questi pennelli a mare, ha cominciato un lento fenomeno di erosione che adesso con le istituzioni e l'amministrazione in primis stiamo affrontando per avere degli interventi strutturali. La cronaca: sono molto gravi le condizioni di un operaio ricoverato all'ospedale di Mestre dopo una caduta di circa 5 metri dal tetto di un capannone su cui stava lavorando questa mattina a Spinea. Un operaio è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da circa 5 metri d'altezza mentre stava effettuando dei lavori sul tetto di un capannone a Spinea. Soccorso dai sanitari del SUEM 118, l'uomo, un 55enne veneziano, politraumatizzato, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le sue condizioni sarebbero considerate molto gravi. L'incidente si è verificato attorno alle 6 di mattina, quando per cause che sono ora al vaglio dello Spisal dell'Ulstre Serenissima, l'operaio ha perso l'equilibrio precipitando al suolo.
Anche nel 2023 il numero degli incidenti sul lavoro in Veneto, terza regione in Italia dopo Lombardia e Lazio e nel veneziano, si sta mantenendo a livelli allarmanti, così come le denunce di malattie professionali, cresciute oltre il 22% da 2005 a 2457. Ora veniamo al traffico di questo fine settimana. Intanto vi diamo conto di un incidente che si è verificato poco prima delle 16. 3 automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto in quello che oramai tristemente noto come il tratto maledetto dell'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. L'incidente non ha provocato feriti gravi ma ha avuto conseguenze sulla viabilità già molto intensa a causa dell'esodo estivo. Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio della polizia stradale. E allora, nonostante il brutto tempo, oggi è stata una giornata da bollino nero e di afflusso massiccio di automobilisti anche sui ferry boat della linea 17 ACTV, prenotazioni esaurite per buona parte della giornata sia dal Lido che dal Tronchetto, e chi non è riuscito a prenotare in anticipo non ha potuto far altro che mettersi in coda e aspettare con pazienza. Giornate da bollino nero in questo prima fine settimana di agosto per le partenze di milioni di italiani verso le tante attese vacanze. Il traffico sostenuto si è fatto sentire anche a Venezia, in particolare nella linea 17 di ferryboat tra il Lido e il Tronchetto. È stata una giornata di passione, nonostante il maltempo. Infatti nessuno ha voluto, a quanto pare, rinviare la partenza per le tanto attese ferie e l'afflusso sostenuto si è fatto sentire in entrambe le direzioni. Anche per noi di ACTV si preannuncia un weekend impegnativo, in quanto abbiamo già riscontrato che in linea 17 il traffico è decisamente intenso. Questa mattina tutte le corse in partenza dal Lido dalle 7.30 alle 15.50 avevano le prenotazioni esaurite e altrettanto stiamo verificando per le partenze da Tronchetto dalle 16.40 alle 20. ACTV si prepara al grande assalto delle prossime settimane tra Ferragosto e la Mostra del Cinema, con le principali ammiraglie della flotta in servizio e puntando soprattutto a raggiungere tra pochi giorni il massimo sforzo, con tutte e 7 le navi traghetto che dovrebbero essere potenzialmente disponibili. In linea abbiamo il Lido di Venezia e il Metamauco, con la nave traghetto San Marco impegnata in corse bis. Dalla prossima settimana contiamo di riavere a disposizione anche la nave traghetto San Nicolò, attualmente ferma per un'avaria a un motore, in modo tale da affrontare il weekend di Ferragosto e la Mostra del Cinema con le 3 ammiragli in linea. Godevano dei permessi della legge 104, ma anziché assistere i familiari malati andavano a fare shopping o al supermercato a fare la spesa. 3 dipendenti della CTV sono stati per questo licenziati dall'azienda del trasporto pubblico di Venezia. Si tratta di un autista degli autobus, un pilota e un marinaio dei vaporetti. L'azienda si era insospettita vedendo che molte di queste assenze dal lavoro si concentravano nei giorni del weekend. I 3, tenuti sotto osservazione dal gennaio 2021 al maggio 2023, sono stati sorpresi in diversi casi in giro per negozi o nei centri commerciali a fare la spesa. Veniamo ora ai nuovi controlli dei carabinieri in quartiere Piave a Mestre. In particolare sono stati fermati e portati in caserma 6 cittadini nigeriani, tutti con precedenti per stupefacenti. 6 nigeriani che presidiavano l'angolo compreso tra via Piave, via Felisati e via Bucari sono stati bloccati dai carabinieri e portati in caserma durante una nuova ondata di controlli delle forze dell'ordine in quartiere Piave a Mestre. Tutti i fermati sono risultati con numerosi precedenti in materia di stupefacenti. Nei confronti di uno di loro è scattata anche la denuncia per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia. I controlli dei carabinieri sono poi proseguiti in via Querini, Aleardi, Corso del Popolo, in via Cappuccina e in via Torino, dove sono state rintracciate e denunciate altre 2 persone per inadempienza al foglio di via obbligatorio ed una per inosservanza alle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. Si trovava fuori dalla propria abitazione in un orario non consentito. Un italiano è stato poi denunciato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È stato trovato nella disponibilità di circa 15 grammi di droga. 9 infine le persone che sono state segnalate come consumatori. I controlli si sono anche estesi alla circolazione stradale, nel corso dei quali sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza 2 cittadini dell'est ed un italiano.
Una folla commossa ha partecipato questo pomeriggio nel Duomo di Piove di Sacco ai funerali di Simone Materazzo, il ragazzo di 19 anni morto giovedì 17 luglio in un drammatico incidente stradale a Chioggia. Il funerale si è celebrato dopo l'arrivo del nulla osta della Procura per la restituzione della salma ai familiari, che assieme ai tanti amici di Simone hanno così potuto dare l'ultimo saluto al giovane meccanico con la passione per il calcio. I genitori Pietro e Alberta e le sorelle maggiori Sofia e Giorgia hanno invitato i presenti a fare donazioni alla Fondazione Down FVG Onlus per ricordare la memoria di Simone. Queste le immagini delle esequie. Ora noi ci fermiamo per un veloce break, a tra poco. Ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dalla politica, in particolare dall'autonomia, perché continua la tensione tra Lega e Fratelli d'Italia dopo l'emendamento dei meloniani che ha allungato ulteriormente i tempi. Stoccata del segretario veneto De Carlo agli alleati, chi parla di date lo fa per slogan. Non ci siamo dati nessun limite temporale, abbiamo detto che era un obiettivo di legislatura, mi risulta che questa legislatura finisca nel 2027, le altre date che sento sono solo slogan per alzare l'attenzione o per giustificare qualcosa che non c'entra niente con il programma di governo. Il messaggio del numero 1 regionale di Fratelli d'Italia arriva col sorriso, ma è una stilettata in piena regola e il destinatario leghista, fra i tanti, non è nemmeno così difficile da intuire. Soltanto 4 giorni fa, dal palco della festa della Lega a Cervia, il governatore Luca Zaia aveva fissato una precisa data come condizio sine qua non. Se l'autonomia non arriva entro il 2024 vuol dire che abbiamo fallito come governo. Per De Carlo solo slogan per alzare la polvere. Polvere che si è in ogni caso alzata con l'emendamento dei meloniani depositato in Commissione Affari Istituzionali in questi giorni. Emendamento che riscrive completamente l'articolo 3 del provvedimento sulla determinazione dei LEP, allungando i tempi già biblici del percorso a ostacoli. Tutto rinviato a settembre e immediati i messaggi dell'alleato scalpitante. Dal segretario veneto del Carroccio Alberto Stefani, che richiama la coerenza dei patti, al presidente dell'intergruppo Lega-Liga in Consiglio regionale Alberto Villanova, che parla di sgambetti. De Carlo non si scompone e rilancia. È chiaro che quando sei un po' lontano dai centri non solo decisionali ma anche dove si discute si ha una percezione totalmente differente. Secondo me dovevano sentire Calderoli prima e rendersi conto che era tutto concordato con lui. Quell'emendamento del senatore Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, tra l'altro con cui io mi sono confrontato parecchio, è concordato col ministro Calderoli. Non vorrei che i leghisti debbano prendersela con Calderoli, in realtà non devono prendersela proprio con nessuno, è semplicemente un supplemento di attenzione, un rafforzare il Parlamento rispetto ad un tema così importante come l'autonomia che non vorremmo noi, ma neanche la Lega, vedere abbozzato sulla carta e poi non tradotto in pratica. Questo ci dà la certezza che 2 passaggi parlamentari sono meglio di un DPCM e che il Parlamento venga coinvolto come abbiamo detto dall'inizio. Insomma, l'aria che tira tra i due alleati è sempre la stessa, con dichiarazioni di intenti che poi puntualmente lasciano il campo a profonde tensioni sotterranee. In ballo c'è la partita della leadership del centrodestra per l'immediato futuro e non è poca cosa. Lo si intuisce anche quando il vertice regionale dei meloniani ribadisce un passaggio importante sull'autonomia. È entrata in Parlamento solo grazie ad un esecutivo a guida Meloni. Prima hanno partecipato a tanti esecutivi anche i miei colleghi della Lega, non mi risulta che sul tavolo sia mai arrivato nulla. E sta facendo discutere in questi giorni il tema dell'accoglienza dei migranti anche nella città metropolitana di Venezia. Interviene al riguardo anche l'attivista veneziano Beppe Caccia, esperto di soccorsi in mare, che plaude alla linea espressa dal governatore Zaia. Sì a un'accoglienza diffusa, no invece a caserme e tendopoli per dare alloggio ai migranti. La linea del governatore veneto Luca Zaia e di molti sindaci dei nostri comuni incassa anche l'avallo non frequente e nemmeno scontato dell'attivista veneziano Beppe Caccia, esperto di soccorsi in mare nel nostro Mediterraneo. Secondo Caccia la soluzione c'è. Le persone che sbarcano nel nostro paese hanno bisogno di un'accoglienza dignitosa, hanno bisogno di percorsi di inclusione sociale e questo è possibile con un'accoglienza diffusa, con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni, delle comunità locali, con il coinvolgimento delle esperienze migliori del terzo settore, cooperative, associazioni che sono perfettamente in grado, se adeguatamente sostenute dallo Stato, di offrire un'accoglienza dignitosa a queste persone.
È questa la strada da seguire. La situazione attuale, dice Caccia, era ampiamente prevedibile. Poi una stoccata al governo italiano, a giudizio suo, sensibile ad azioni bollate dal coordinatore di Mediterranea Semi-Humas come pura propaganda elettorale. Questa non è un'emergenza, è un fenomeno che dura almeno da 20 anni, è un fenomeno che nelle dimensioni che ha assunto in questo anno 2023 poteva essere ampiamente previsto, era del tutto prevedibile. Il governo ha preferito invece spendere mesi in inutile propaganda ideologica contro l'invasione, per il blocco navale, producendo delle norme i cui effetti sono andati poi a scontrarsi con la realtà. A oltre 3 anni dal vasto incendio che l'aveva distrutta il 15 maggio del 2020, cancellando 12.000 metri quadrati di fabbrica, la 3V Sigma di Porto Marghera è pronta a riaprire. La conferma è arrivata dall'azienda durante l'ultima riunione dell'unità di crisi della regione. Il ciclo produttivo dello stabilimento di materie chimiche di base dovrebbe ricominciare a fine settembre. 3V Sigma non ricorrerà più agli ammortizzatori sociali, attivi fino al 30 settembre 2023, e i 6 lavoratori sospesi torneranno al loro posto. Sono già state fatte delle assunzioni di figure professionali non presenti tra i dipendenti in cassa integrazione straordinaria. In particolare in questa prima fase saranno assunte circa 10 persone per portare l'organico attorno alle 15 unità, mentre per il futuro saranno garantiti altri ingressi. All'epoca dell'incendio, lo vedete nelle immagini, nell'azienda lavoravano quasi 50 persone. Nel rogo rimasero feriti 2 operai di una ditta della provincia di Terni. Nella relazione del presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, cambiamo tema, emerge un dato inatteso. Nel 2022 i posti letto negli hotel sono diminuiti, molte strutture evidentemente dopo il Covid non ce l'hanno più fatta a riaprire. Il numero dei posti letto registrato negli hotel e nell'extra-alberghiero nel territorio comunale di Venezia è in calo. A Venezia Centro Storico si è passati infatti dai 56.000 circa del 2019 ai circa 53.000 del 2022, mentre a Mestre Marghera e a Lido, nello stesso periodo, sono calati di almeno 1.000 unità per ognuna delle 2 destinazioni. L'analisi dettagliata del presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori Vittorio Bonaccini, illustrata nel corso dell'Assemblea annuale degli associati, ha colto molti di sorpresa. Evidentemente, dopo il Covid, diverse strutture non ce l'hanno più fatta a riaprire. L'analisi del direttore Claudio Scarpa. E abbiamo visto che la situazione del 2019 era ben diversa dal punto di vista della ricettività, nel senso che molti alberghi non hanno superato la grande crisi della pandemia e quindi sono rimasti chiusi. C'è stata quindi una diminuzione incredibile dei posti letto disponibili, sia un po' su tutti i territori, ma soprattutto sul Lido e sulla terraferma. Questo perché alcuni non ce l'hanno fatta, alcuni hanno preferito tenere chiuso, alcuni hanno preferito riconvertire. L'associazione rappresenta circa 430 strutture ricettive per un numero complessivo di circa 8.000 dipendenti. Tra le cause possibili della riduzione di posti letto anche il boom di affittacamere in città, oppure la volontà di alcuni hotel di ridurre i posti letto. Per quanto riguarda le presenze effettive dei turisti in città, invece, luglio-agosto, soprattutto agosto, una flessione inevitabile con prezzi piuttosto bassi, turismo non alto spendente, turismo più diciamo così, con meno disponibilità di denaro, però ci stiamo preparando alla grande evento di riapertura che è la Festival del Cinema, il grandissimo evento di riapertura che poi darà il seguito al settembre-ottobre veneziano, che nel solito sono i mesi di altissima stagione per la nostra città. E quindi possiamo ormai dire che il 2023 si presenta come un anno positivo, forse il migliore di sempre, e con grandi però punti di domanda sul 2024. Studi importanti chiariscono che si è un blocco, cioè una diminuzione della spesa del turismo europeo, che a Venezia rappresenta quasi il 35-40% del totale, e quindi un po' di preoccupazione per il 2024 ce l'abbiamo, ma intanto accontentiamoci di quest'anno veramente strepitoso. Anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, è volato ieri sera a Lisbona per partecipare al momento clou della Giornata Mondiale della Gioventù.
Il patriarca Monsignor Francesco Moraglia ha accolto l'invito di Papa Francesco e ieri è partito con il suo segretario particolare e cerimoniere Don Maurice Pasian alla volta di Lisbona per prendere parte dal vivo alle giornate mondiali della gioventù, raggiungendo i circa 400 pellegrini veneziani. Ecco cosa ci ha detto oggi pomeriggio da Casa Italia. Incontrare i nostri giovani vuol dire incontrare la speranza del futuro con il contenuto di Gesù Cristo. Il contenuto di Gesù Cristo che vive e vivrà nei momenti alti, nella veglia di questa sera e poi nel grande incontro della messa del Papa. Monsignor Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, guida un nutrito gruppo di confratelli vescovi delle diocesi del nord-est, tra i quali il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, e quello di Vicenza, Giuliano Brugnotto. Saranno presenti questa sera alla veglia e domani concelebreranno con Papa Francesco la grande messa conclusiva alle 10. È molto bello poterci incontrare in Casa Italia, dove abbiamo scambiato anche tante opinioni tra i vescovi del Triveneto, dove abbiamo visto una gioventù che sta vivendo un'emersione veramente di fede. Ieri la bella Via Crucis, che ha messo a tema la croce, che ha messo a tema il ritorno al Signore, che ha messo a tema lo sguardo verso tutti. E vi ricordo l'appuntamento da non perdere domani in diretta dalle 15:30 su Antenna 3 con il Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento in cui la città passò sotto il dominio veneziano, un salto indietro nel 400 con la gara di tiro con l'arco e alla fune e il momento clou della corsa dei cavalli. Tutto rigorosamente in diretta, dunque domani pomeriggio dalle 15:30 su Antenna 3. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso, adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per domenica 6 agosto. Sul Veneto prevalenza di cielo parzialmente nuvoloso, a tratti più nuvoloso, probabilmente di pomeriggio. Bassa probabilità di precipitazioni in pianura, piogge sparse attese sui rilievi con carattere anche temporalesco dal pomeriggio. Temperature in calo, minime dai 13 ai 18 gradi, massime dai 24 ai 28 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia al mattino cielo poco nuvoloso. In giornata variabile dalle ore centrali saranno possibili rovesci o temporali sparsi alternati a schiarite. Temperature sotto la norma stagionale. Minime comprese tra i 15 e i 20 gradi, massime intorno ai 25-26 gradi. Sul Trentino Alto Adige nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata. Temperature in calo. Minime tra i 16 e i 17 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.